Da un libro che racconta la storia del club sandwich di Jesolo durante gli anni 80 e 90 a eventi che usciranno ben al di là dei confini cittadini. È stato grande il successo che ha accompagnato la prima edizione del concorso che ha incoronato il miglior club sandwich di Jesolo, evento nato dall'idea dell'imprenditore della ristorazione Gianfranco Moro e patrocinato da Regione, Comune e Veneto Chioschi, coinvolgendone ben 28 lungo il litorale. Chioschi che si sono sfidati nella realizzazione del miglior club sandwich secondo due sfide, la prima con la ricetta originale di Benito Stefanel e la seconda proponendo la propria versione creativa. Appena finito il lockdown abbiamo preparato 40 giudici sensoriali, 40 giudici esperti nel club sandwich, quindi questi dovevano riconoscere il club sandwich, non dovevano farlo. Il chiosco Miraggio che ha vinto per la categoria club sandwich di Jesolo, il chiosco Ancora che ha vinto per la categoria creativo e poi il chiosco Zio Berto che ha fatto il top dei punti. Quindi un contest che parte da Jesolo ma ha generato un interesse che va ben oltre Jesolo. Assolutamente, il giorno dopo dell'evento ci chiamano degli imprenditori di Treviso che hanno visto quello che era successo a Jesolo e hanno detto: Gianfranco, ma perché non ce lo porti anche a Treviso? Detto fatto, noi abbiamo spedito 20 giorni fa in comune a Treviso, abbiamo spedito già le carte per poter fare il primo contest a Treviso dove il club sandwich di Jesolo incontrerà il club sandwich di Treviso. La comunità italiana di Lussemburgo ci chiama e ci dice: perché non porti su il club sandwich di Jesolo anche da noi? Quindi ci stiamo muovendo e sembrerebbe che la prima data sia a fine novembre in Piazza delle Armi a Lussemburgo, la piazza principale di Lussemburgo. Voi non vi fermate solo al gusto, state anche cercando di proporre il racconto di questo club sandwich perché è in uscita prossimamente anche un libro. Verissimo anche questo qui. A dicembre uscirà il primo libro, racconta la storia del club sandwich, delle pillole del club sandwich nel momento degli anni 80-90, quindi esattamente nel momento quando riesplode il club sandwich a Jesolo, che è la movida jesolana. Quindi assieme raccontiamo un po' delle discoteche, dei personaggi della movida e come si abbina il tutto con il club sandwich, come si lega di nuovo con il club sandwich. Il club sandwich nasce nel 1964 a Jesolo, ma nel mondo, in America, nasce nel 1884. Nasce in una casa di tolleranza, ok? E questo è il primo accenno di club sandwich. E arriviamo nel 1964 che Benito Stefanel lo porta a Jesolo. Lui lo trasforma, lo taglia in quattro, gli dà una forma più elegante, aggiunge la magia e come dice sempre Benito Stefanel, ho aggiunto una goccia d'amore e quindi ha aggiunto la salsa rosa. Anche per le donne è più facile essere mangiato, fruito, insomma. Poi nel momento delle discoteche ritorna alla grande club sandwich. Vi aspettavate tutto questo successo? Sì e no, sì e no. Ci speravamo tantissimo, perché tutti quelli che hanno collaborato a questo progetto qua ci hanno messo veramente del suo e hanno messo il cuore in un evento, in un momento così particolare. Siamo soddisfatti, di più di soddisfatti.